estratto ha comunicato in data 17/11/2018 la propria disponibilità ad accettare l'incarico, certificando l'inesistenza di casi di incompatibilità o ineleggibilità e rispetto dei limiti in tema di affidamento di incarico previsto dall'articolo 238 del decreto legislativo 267/2000. L'articolo 5,4 del decreto del Ministero dell'Interno numero 23 15/02/2012, il quale attribuisce alle competenze del Consiglio Comunale la nomina dei soggetti estratti previa verifica di eventuali casi di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 267/2000 o di altri impedimenti previsti dall'articolo 235 e 238 dello stesso decreto legislativo. Visto inoltre l'articolo 241, ultima legge citata, il quale prevede che con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettanti ai revisori da aggiornarsi triennalmente. Preso atto che il medesimo articolo 141 al comma 7 prevede che l'esatto compenso spettante all'organo di revisione venga stabilito con la stessa deliberazione di nomina, dato atto che l'ultimo aggiornamento dei limiti massimi di compenso base annuo lordo e delle maggiorazioni spettanti ai revisori dei conti degli enti locali contenuto nel DM interno del 20/05/2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 128 del 04/06/2005. Ritenuto di confermare al nuovo revisore dei conti compenso base già riconosciuto a quello attuale, ammontante a euro 8.240, oltre alle maggiorazioni di legge, di cui l'articolo 1, lettera A e lettera B del decreto ministeriale interno del 20/05/2005, pari ciascuna al 10% dell'importo base, al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei limiti di un quinto del prezzo della benzina per chilometro percorso, recarsi presso la sede comunale e agli oneri contributivi e fiscali previsti per legge. Visto lo schema di convenzione da stipulare con il revisore dei conti ritenuto di approvarlo anche quale parte integrante del contenuto della presente deliberazione, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 22/11/2018 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale. Visti i pareri di regolarità tecnica contabile espressi ai sensi dell'articolo 147 visto del decreto legislativo 267/2000, l'articolo 3 del regolamento dei conti interni in merito alla presente proposta di deliberazione, acquisito il parere favorevole di legittimità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto sopra-espresso, chiede al Consiglio Comunale di deliberare di prendere atto che a seguito di estrazione assolta avvenuta il 06/11/2018 presso la Prefettura di Venezia e conseguente accettazione da parte del primo nominativo estratto, il nuovo revisore dei conti comune di Caude è la dottoressa Pamela Risotto, domiciliato in San Mario Chiave, via Jesolo 21/6, codice fiscale PRS IMR 74D42 C388R, di stabilire quale decorrenza dell'incarico la data del 01/01/2019 e pertanto con scadenza il 31/12/2021. Di dare atto che lo stesso competono le funzioni e la responsabilità previste dall'articolo 239 e 140 del decreto legislativo 267/2000, oltre a quelle previste da altre specifiche disposizioni normative, di attribuire alla dottoressa Panesotti il compenso base di 8.240 oltre a 1.648 per le maggiorazioni di cui l'articolo 1 lettera A lettera B del decreto del DM interno del 20/05/05 e il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei limiti di un quinto del prezzo della benzina per chilometro percorso e recarsi presso la sede comunale, oltre agli oneri contributivi fiscali dovuti per legge. Di approvare lo schema di convenzione composto di numero 10 articoli costituente allegato alla presente deliberazione. Grazie, Assessore Vallo. Ci sono interventi? Nessun intervento, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Votiamo anche la immediata esecuzione
Passiamo al punto numero 11, rinnovo convenzione tra Comune di Caule e Comune di Portogruaro per la gestione delle sepolture dei servizi nel cimitero di Lugnana a favore dei residenti del Comune di Caule. Do la parola al signor Sindaco. Allora, questa proposta di deliberazione la tratterà poi il vice sindaco per competenza di delega. Doveva essere una delibera di gran severità, nel senso che scaduta in corso di scadenza la convenzione con il comune di Portogruaro, convenzione che fu frutto all'epoca di stress e di ampia trattativa con l'amministrazione, perché ricordo che l'amministrazione di Portogruaro non chiese, ma impose quasi la necessità di fare questa convenzione. E quando si parlò di quanto denaro pubblico del Comune di Caule avrebbe dovuto essere messo a disposizione della città di Portogruaro a fronte di 1/2/3 sepolture che mediamente avevano il cimitero di Lugnana, i cittadini partecipati al territorio comunale di Caule, Castello Bussano, Mitraviera, eccetera. Il Comune di Portogruaro sparò, regolarmente l'ho sparata ai limiti del danno reale, io ritengo, la cifra annua di euro 10.000, che questa amministrazione si impose con grande forza, perché non solo la somma era totalmente spropositata, ma anche inadeguata, visti gli oneri di manutenzione che poi il Comune deve spendere per le manutenzioni di quel cimitero. Tant'è che poi si è arrivato a una soluzione molto equa, secondo me, o quantomeno più equa, è brutto dirlo, ma è stato il mercato delle anime, ma insomma, di 500 euro a salma nell'anno scorso, se non erro, sono state 2 delle salme che hanno ricevuto autorizzazione nel cimitero di Lugnana. Sulla scadenza di questa convenzione, vista la richiesta del Comune di Portogruaro, pervenuta alcuni mesi fa, di rifare la convenzione, questo Comune ha dato corso all'istruttoria, che ha avuto i pareri favorevoli, ovviamente nei medesimi termini, nei medesimi convenzioni, si poteva prorogarla se non erro, perché inizialmente era un anno, adesso deve essere 2 anni, 3 anni, poi vedremo nella delibera, 3 anni molto probabilmente. Alle medesime condizioni, l'istruttoria diede dei pareri favorevoli, tant'è che, come avete visto, per chi ha partecipato alle commissioni consigliari, è entrata con quel testo che era fatto ricalcare il testo della precedente convenzione. Quindi tutto normale, se non che alle 12:50 di questa mattina, quindi l'istruttoria completata, chiusa, portata in commissione, parte una PEC del Comune di Portogruaro che porta la data del 16 novembre, ma vi posso assicurare che è arrivata solo questa mattina e poi distribuita al protocollo agli uffici di riferimento, compresa la segreteria del sindaco, dove dicono che vogliamo 800 euro a salma. Allora, in disparte, adesso non è qui una questione di mercantilizzare sulle anime su queste cose, però già la somma sul tempo concordata con la città di Portogruaro era una somma che era comunque alta, però per buono pace, se per i buoni rapporti tra le istituzioni, questo Consiglio Comunale, sullo stimolo anche insomma, della Giunta, approvò poi quella convenzione. Qui all'ultimo momento il cosiddetto colpo di coda istituzionale, che già i rapporti con la città di Portogruaro, con il Comune di Caule non sono proprio idilliaci, diciamo, un colpo di coda di questo tipo crea rammarico ovviamente, che si associa a un discorso istituzionale per questo tipo di operazioni. Allora arrivo per dire sostanzialmente 2 cose, che oggi non è che possiamo riaprire l'istruttoria qui davanti, no? Perché io ho bisogno di ripercorrere la strada ex ante, di tornare indietro, verificare questo cambio di volontà radicale all'ultimo secondo da parte della città di Portogruaro, raccogliere i pareri, raccogliere nuovamente i pareri, portarla in capigruppo, portarla in commissione e riportarla all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale, che probabilmente non ci sarà più quest'anno, perché non credo che faremo un Consiglio di fine anno, salvo emergenze che dovessero emergere dai vari dirigenti.
Allora, abbiamo due scelte oggi. Io ho il mio orientamento, però siccome è una cosa che non conoscono neanche i consiglieri comunali, se non il vice sindaco perché era presente e il presidente del consiglio al quale l'ho riferito, se volete io vi do anche lettura di questa PEC perché qui adesso la leggiamo un attimo. Abbiamo due soluzioni: o rinviamo il punto oppure lo proviamo lo stesso. Ecco, in ipotesi di rinvio del punto comunque non cambierebbe la volontà di questa maggioranza, ritengo, perché il frutto di quella scelta era di limitare la somma a quella cifra e non intendiamo discostarci a distanza di un anno, frutto di grande trattativa, di ampia discussione. Quindi per me, orientamento mio, il Consiglio Comunale oggi potrebbe approvare la convenzione nel testo che è passato in commissione, non abbiamo bisogno di fare niente, e poi sarà la volontà del Comune di Portogruaro di fare la propria scelta, di non approvarla e di lasciare che la convenzione non prenda efficacia giuridica. La seconda ipotesi è quella di rinviare il punto, ma rimane ferma la volontà comunque della maggioranza del Consiglio Comunale di non aumentare comunque quella cifra. E quindi rinviare il punto per tornare in Consiglio a approvare nuovamente, però ovviamente nell'annualità 2019, non nel 2018, una cifra che è di 500 euro. Ripeto, è stato il frutto di una trattativa e anche di pareri conformi da parte dei dirigenti di riferimento. Vi do lettura della mail della PEC pervenuta questa mattina in riferimento alla nota di codesto comune riguardante l'oggetto acquisita al 14 novembre del protocollo comunale. Si concordano solo loro, dovremmo concordare unilaterale con la proposta riguardante la durata quinquennale eventualmente rinnovabile della convenzione, stabilendo però, quindi non è un accordo a casa mia, bisogna essere in due di solito, non uno da solo, stabilendo però in euro 800 l'onere forfettario a carico del Comune di Caule, come dire, suppongono anche del nostro bilancio, per ciascuna operazione cimiteriale svolta dal Comune di Portogruaro a favore dei residenti del territorio comunale di Caule, firmati articoli 1 e 3 della convenzione vigente. Si rimane in attesa di compreso il conto, ma non ci ha neanche dato il tempo di pensare assolutamente di rispondere di no. Io non ho ancora dato risposta perché comunque volevo sentire in primis la mia maggioranza e poi nel caso il Consiglio Comunale. E io ho assunto l'orientamento di approvare la convenzione nel testo passato in commissione, ma vorrei sentire anche tutti voi. Grazie, Sindaco. Grazie Presidente, grazie signor Sindaco. Le due domande sono: la prima, la PEC che è arrivata stamattina come tempistica è in linea, quindi la possiamo considerare tra virgolette valida, o c'era un tempo minimo entro la quale doveva arrivare per l'approvazione della convenzione che stiamo approvando oggi? E la seconda, nella PEC non mi sembra che sia motivato l'aumento da 500 a 800 o no? Allora, per la questione se la possiamo considerare assolutamente no, è evidente, non possiamo prenderla neanche in considerazione se non riprendo il punto, riaprendo l'istruttoria, visto i pareri di riferimento, per portarla in commissione e poi portarla all'attenzione del Consiglio Comunale. Ma non è, credo, questa la volontà, adesso lo vediamo. E come tale non può essere considerata perché su quella non si sono espressi tecnici, prima ancora che la parte politica. E quindi è fuori tempo perché è fuori l'istruttoria è già compiuta. O si riapre l'istruttoria e si esamina magari anche per un parere negativo con una serie positivo, oppure è tanto che non esiste nel mondo giuridico per la proposta di rivelazione oggi. E la seconda sì, la PEC non è motivata, non è frutto di una trattativa né condotta dai dirigenti né condotta dalla parte politica, dal sindaco non, non credo neanche dal vice sindaco che nemmeno è stato interessato dall'amministrazione comunale, quindi dall'assessore di riferimento del sindaco senatore. Grazie, signor Sindaco. Altri interventi? La convenzione, grazie Presidente, la convenzione scade adesso perché non ho, è già scaduta il 18 dicembre e chiedo perché non sono a conoscenza. Abbiamo una precedente risposta del Comune di Portogruaro con la quale dice sì, confermo di rinnovare la convenzione a 500 euro.
la precedente tecnica. Non è una richiesta, cioè una risposta della città di Portogruaro alla città di Caule, è una richiesta del comune di Portogruaro che fa di rinnovare la convenzione senza nulla dire. A quella noi abbiamo avviato l'istruttoria, ma in quella richiesta non ha messo dentro 800 euro, eccetera. Arriva oggi alle 12,50. Certo una cosa è vera, che sulla durata della convenzione c'era una trattativa, si discuteva 1 anno, 3 anni, 5 anni, tant'è che in maggioranza eravamo anche noi orientati tra i 3 e i 5, bisognava vedere. Alla fine poi, adesso non ricordo nemmeno, sono 5, quindi quello della proposta di riduzione è stato oggetto di trattativa. Su quanto? No, su quanto c'era comunque la ferma volontà da parte nostra di non aumentare. Però anche perché, io ripeto, non era giustificata all'epoca, non è giustificata oggi e in un arco temporale di 1 anno nulla è assolutamente cambiato, anzi molto probabilmente sarebbe da abbassarla perché provocatoriamente potrei dire al Consiglio Comunale proviamo 4,50 perché in realtà i bordi l'anno precedente erano stati in misura maggiore rispetto a quello della però insomma, ripeto, non è voglia di fare mercato su queste cose, però credo che un forte biasimo istituzionale, non personale, ma il Consiglio Comunale della città di Portogruaro deve arrivare. Grazie, Sindaco, ci sono altri interventi. Capogruppo Massaro. Grazie signor Presidente, penso di confermare la linea utilizzata dal Sindaco di approvare lo stesso libro oggi, questa è l'utenza della maggioranza. Grazie. Grazie, Capogruppo Massaro. Capogruppo Vignolo. Sì, grazie Presidente. Anche noi pensiamo che sia il caso di portare alla votazione e daremo un voto favorevole. Grazie, Capogruppo. Sì, grazie, anche noi esprimeremo voto favorevole, quindi siamo assolutamente convinti che vada approvata oggi. Grazie. Grazie a lei. Passiamo quindi alla votazione. Voti favorevoli. Con la liberazione di Consiglio Comunale numero 12 del 6 gennaio 2017 è stata approvata una bozza di convenzione atta a regolare i rapporti tra i due comuni nella gestione delle sepolture dei cittadini di Caore che desiderassero essere sepolti presso il cimitero di Soppiano. Detta convenzione si sostanziava nei seguenti contenuti fondamentali: definizione delle rispettive competenze dei due comuni coinvolti e dei rispettivi uffici, durata della convenzione, ossia di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dei due enti interessati, delegazione di tutti i servizi erogati dal comune di Portogruaro nei confronti anche dei cittadini residenti a Caore nelle località specificatamente indicate. Onere forfettario a carico del comune di Caore per ogni comunicazione o inhumazione svolta dal comune di Portogruaro al cimitero di Lugnano per i cittadini residenti in vita nelle località di Brussa e Castello di Brussa di vita pari a euro 500 per l'uno. Reatto approvato e sottoscritto dalle parti in scadenza il 31/12/2018. Vista la prossima scadenza e tenuto conto della positività che la stessa ha comportato per entrambi i comuni coinvolti, rilevata l'importanza di mantenere in essere le attuali pratiche e la normale fruizione del cimitero di Lugnana da parte dei cittadini residenti in vita nelle località di Brussa e Castello di Brussa, con la presente si propone di rinnovare la stessa nei medesimi patti e condizioni in essere e di stabilire la durata in principio eventualmente rinnovabili. L'iter della relazione di premessa riportata, richiamata integralmente dalla Convenzione tra i comuni di Portogruaro e di Caore per la gestione delle concessioni cimiteriali e dei servizi delle operazioni cimiteriali del cimitero di Lugnano per i residenti del comune di Caore, così come approvata nella delibera del Consiglio Comunale numero 12 del 26 gennaio 2017. Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi degli effetti dell'articolo 49,1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, visto il parere favorevole del segretario generale ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi, visto il parere della Commissione consigliare della Repubblica e Politica, questo in data 22 novembre 2018, con tutti i forti deliberare di approvare il rinnovo della convenzione tra i comuni di Portogruaro e di Caore per la gestione delle concessioni cimiteriali e dei servizi delle operazioni cimiteriali nel cimitero di Lugnano per i residenti del comune di Caore a partire dal 1 gennaio 2019 e per la durata di anni 5. Grazie.
Vice Sindaco, mettiamo i voti favorevoli, unanimità, quindi non ci sono né contrari né astenuti. Votiamo la immediata eseguibilità della delibera, voti favorevoli, unanimità anche qua. Quindi la delibera viene approvata. Passiamo al punto numero 12 dell'ordine del giorno, alienazione in proprietà superficiaria dell'edificio di culto censito al catasto fabbricati di Venezia alla particella 2375 su 2 del foglio 42 ex manuale 1242 del foglio 42 CP. A favore della parrocchia Santo Stefano, Protomartire di Cavolo. Do la parola al Vice Sindaco Pugliese. Premesso che il Comune di Cavolo detiene nel proprio patrimonio un piccolo appezzamento del terreno con sovrastante non fatto per scopi religiosi, sito in Sansonessa, sito alla particella 2375 su 2 del foglio 42 ex mapale 1242 della superficie catastale di metri quadrati 420 e superficie reale di metri quadrati 590. Il Comune ne è divenuto proprietario a seguito della sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia, sezione distaccata di Portovaro, numero 272 del 2012, registrata a Portovaro in data 15 novembre 2012 al numero 01372246. Questa sentenza è frutto di una causa promossa dal Comune di Cavolo in ordine alla verifica dei requisiti per il riconoscimento in capo alla civica amministrazione dell'acquisto del terreno avvenuto nel lontano 1974 per una parte e nel 1977 per una seconda parte, e allora proprietà del signor Bardella Mario. Sovrastante l'area, ad oggi tutta pavimentata in betonelle, risulta edificato sin dalla prima metà degli anni 70 un manufatto prefabbricato in metallo ad uso chiesa di rito canonico, di pianta rettangolare, avente dimensioni di metri lineari 5,10 per metri lineari 13,80 e d'altezza di metri lineari 3. Con nota pervenuta al Comune in data 14 agosto 2013 al protocollo numero 26653, la parrocchia di Santo Stefano, Protomartire di Cavolo, chiedeva la possibilità di ottenere la concessione in diritto di superficie perpetuo della chiesetta da destinare all'uso al culto della popolazione di Sansonessa. Il Consiglio Comunale, in relazione alla richiesta avanzata dalla parrocchia Santo Stefano e alla luce dell'allora sviluppo della zona di Sansonessa, nonché in considerazione degli insediamenti futuri della medesima area urbana, con proprio atto numero 61 del 27 agosto 2013, deliberava di concedere alla parrocchia di Santo Stefano il diritto di superficie perpetua del terreno con sovrastante non fatto per fabbricato sito in Cavolo, zona Sansonessa, sensibile al catasto terreno di Venezia, foglio 42, mappale 1420, di metri quadrati 420, ora sensibile al catasto fabbricato di Venezia alla particella 2375 su 2 del foglio 42, per destinarlo a culto e ad attività religiose. Con il medesimo atto consigliare numero 61 del 27 agosto 2003, c'è un errore perché prima c'è scritto 2013, lo ricordiamo, veniva approvato lo schema di convenzione per la costituzione del diritto di superficie a favore della parrocchia di Santo Stefano e veniva inoltre stabilito in considerazione dell'uso e dello scopo che il bene doveva mantenere l'importo corrispettivo da corrispondere all'amministratore comunale proprietario di euro 10. Successivamente all'adozione della deliberazione consigliare numero 61 2013, questo ente ha incaricato il professionista Giovanni Davide Trevisan di presentare all'Agenzia del territorio di Venezia le necessarie pratiche catastali per la regolarizzazione del fabbricato in quanto l'immobile non era stato accatastato. Con nota pervenuta al Comune in data 3 aprile 2014, il protocollo numero 11116, il succitato professionista trasmetteva il tipo mappale, protocollo numero 2014-19-817 del 22 gennaio 2014 con ricevuta di approvazione relativa alla chiesetta di Sansonessa, foglio 42, mappale 2305 su 2, ed il documento protocollo numero, scusate, un acronimo che non documento di fabbricazione speriamo che questa protocollo numero 0099598 del 27.03.2014 con ricevuta di approvazione relativa al medesimo
frattempo venivano comunicati alla propria Stefano i contenuti della deliberazione del Consiglio Comunale numero 61 del 2013 ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione della Curia Patriarcale di Venezia per la sottoscrizione dell'atto avanti l'ufficio dell'approvante. Con nota pervenuta a questo ente in data 17/6/2015 al protocollo 21/5/27 la parrocchia Santo Stefano permetteva l'autorizzazione della Curia Patriarcale di Venezia per l'acquisizione del diritto di superficie stabilito con la citata deliberazione consiliare numero 61 del 2013. Tutto ciò premesso, considerato la volontà dell'amministrazione comunale di concedere alla parrocchia Santo Stefano solamente il diritto di culto e non anche il terreno, in quanto parte del sedime in questione viene utilizzato quale marciapiede pubblico, dato atto che successivamente all'adozione della deliberazione consiliare numero 61 del 2013 è stato presentato all'Agenzia del territorio di Venezia il tipo mappale del protocollo 2014-19-817 del 22/1/2014 e il DOCFA proprio numero B0099598 del 27/3/2014 relativo alla chiesetta di San Sonessa, foglio mappale 42 mappale 2075/2. Visto che a seguito dell'incontro tenutosi con l'ufficiale erogante incaricato dalla parrocchia Santo Stefano per la sottoscrizione dell'atto, lo stesso ha rilevato la necessità di specificare un apposito provvedimento che viene trasferito alla proprietà superficiaria dell'edificio di culto gestito dalla parcella 2075/2 del foglio 42, ex mappale 1942, anziché costituito il diritto di superficie. Si ritiene quindi a parziale modifica di quanto già espresso nel precedente deliberazione del Consiglio Comunale numero 61 del 27 agosto 2003, non so se sia il 3 o due volte, di alienare alla parrocchia Santo Stefano Portomarte di Caore la proprietà superficiaria della chiesetta di San Sonessa, censita al catasto fabbricato di Venezia alla parcella 2385 sud 2 del foglio 42, ex mappale 1242 del foglio 42. Ritenuto che tutte le spese notarili inerenti conseguenti alla sottoscrizione dell'atto di alienazione della proprietà superficiaria saranno esclusivo carico della parrocchia Santo Stefano, come tra l'altro già indicato con precedente deliberazione consigliare numero 61 del 2013. Visto il testo unico locale approvato con il decreto esecutivo 267 del 2000, visti i pareri favorevoli espressi ai sensi per gli effetti dell'articolo 147 bis del decreto esecutivo numero 267 del 2000 dell'articolo 3 del regolamento dei controlli interni, acquisito il parere favorevole del di legittimità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento generale sull'ordinamento dei servizi, dato atto, l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della seconda commissione consigliare in data 22 novembre del 2018 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale. Chiede di deliberare per l'utilizzazione di casi premessa a parziale modifica di quanto già espresso con precedente deliberazione del Consiglio Comunale numero 61 del 27/8/2013 di alienare alla parrocchia Santo Stefano Portomarte di Caore la proprietà superficiaria della chiesetta di San Sonessa, censita al catasto fabbricato di Venezia alla parcella 2375, stanotte per il sogno, su 2 del foglio 42 ex mappale 1242 del foglio 42, di incaricare il dirigente del settore tecnico del comune a porre in essere ogni adempimento inerente e conseguente ai fini dell'elezione della proprietà superficiale delle parrocchie Santo Stefano Portomarte di Caore, di stabilire che per l'alienazione della proprietà superficiaria dovrà essere corrisposto al comune prima della stipula dell'atto davanti al notaio e in consultivo una tantum dell'importo di euro 10. Dare atto che tutte le spese notarili inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'atto di alienazione di cui al precedente punto 1 saranno ad esclusivo carico della parrocchia Santo Stefano, come tra l'altro già indicato con il Presidente del consigliare con 61 del 2013, di autorizzare sin d'ora il Presidente del settore tecnico ai sensi dell'articolo 107,3 lettera C del decreto legislativo numero 267 del 2000, conferendogli all'autore tutti i suggerimenti poteri per conto, nome e interesse del Comune di Caore a sottoscrivere l'atto di alienazione inerente e conseguente al presente provvedimento secondo lo schema di convenzione allegato alla delibera del Consiglio Comunale numero 61 del 2013, con facoltà di sottoscrivere eventuali clausole specificative che l'ufficiale erogante apponesse in sede di stipula tenuto conto in particolar modo che trattasi di trasferimento di proprietà superficiaria e sollevandosi d'ora il conservatore dei diritti immobiliari da ogni responsabilità a riguardo. Mandare copia della presente direzione del responsabile del servizio per i successivi provvedimenti di competenza. Grazie Vice Sindaco, ci sono osservazioni? Nessun intervento?
Do la parola al sindaco. Chiedo se... Allora, premesso che con atto proprio del numero 21 dell'11 del 4 2000 il Consiglio Comunale deliberava, ai sensi degli effetti dell'articolo 2 della legge 27/12/97 numero 449, di acquisire il patrimonio comunale a titolo gratuito numero 115 alloggi economici e popolari e relative pertinenze site nel proprio ambito territoriale, in data 22/1/2002 con refertorio numero 2545 veniva sottoscritto con l'Agenzia del Demanio l'atto per l'acquisizione dei suscitati alloggi. Con l'atto numero 70 del 21/12/2004 la Giunta Comunale approvava lo schema di convenzione per l'affidamento all'ATER di Venezia per la gestione e vendita degli alloggi acquisiti dallo Stato ai sensi della legge 449 del 97. In data 15 febbraio 2005 veniva stipulata con l'ATER di Venezia la convenzione per la gestione degli alloggi in argomento con decorrenza del 1 gennaio 2005. Con nota protocollo numero 32791 del 16/11/2017 pervenuta al Comune a mezzo TEC, in data 17/11/2017, al protocollo numero 36041, l'ATER di Venezia ha comunicato ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione in essere la disdetta della stessa con decorrenza dal 1 gennaio 2019. Con la medesima nota del 16 novembre 2018, l'ATER ha precisato che la disdetta è stata presentata al fine di rivedere l'attuale convenzione per rendere omogenee le gestioni nei vari comuni, applicando un'uniformità di gestione degli alloggi ERP per adeguare i nuovi accordi contrattuali alle recenti disposizioni di legge, soprattutto in ambito fiscale, al fine di rispettare le intervenute esigenze funzionali ed economico-finanziarie di cui l'azienda deve tener conto per impedire che le collaborazioni siano troppo onerose. A seguito di tale comunicazione si è tenuto un incontro tra i rappresentanti del Comune e dell'ATER al fine di definire i termini e le condizioni contrattuali relative alla nuova convenzione. Nell'incontro sono stati pertanto chiariti alcuni aspetti indicati nella proposta di convenzione allegata alla citata nota del 16 novembre 2018 che riguarda comunque modifiche di poca rilevanza e non sostanziali rispetto all'attuale rapporto. Tutto ciò premesso, valutata la consistenza patrimoniale degli alloggi ERP del Comune di Caore, considerata la necessità dell'amministrazione comunale di continuare il rapporto con l'ATER di Venezia per la gestione degli alloggi ERP in quanto l'azienda è dotata di strumenti e personale adeguato a tali finalità, visti i termini contrattuali indicati nel nuovo schema di convenzione proposto al Comune e trasmesso con nota ATER protocollo numero 32791 del 16/11/2017, verificata la convenienza del Comune di Caore di affidare la gestione del patrimonio ERP all'ATER di Venezia, si ritiene di sottoscrivere con l'ATER di Venezia una nuova convenzione con decorrenza dal 1 gennaio 2019 secondo lo schema qui allegato A, dando atto che l'attuale convenzione sottoscritta in data 15 febbraio 2005 avrà validità fino a tutto il 31/12/2018 compreso, visto il testo unico enti locale approvato con il decreto legislativo numero 267 del 2000, di allegati pareri favorevoli espressi ai sensi degli effetti dell'articolo 147 bis del decreto legislativo numero 267 del 2000 e dell'articolo 3 del regolamento di controllo interno, acquisito il parere favorevole dell'esigibilità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49 con materia del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici dei servizi, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della seconda commissione consigliare in data 22/11/2018 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, chiede di approvare per le motivazioni indicate in premessa l'allegato schema di convenzione per l'affidamento all'ATER di Venezia della gestione degli alloggi di proprietà comunale ERP facenti parte del patrimonio disponibile, di dare atto che l'attuale convenzione sottoscritta con ATER di Venezia data 15/2/2005 avrà validità fino a tutto il 31/12/2018 compreso, di incaricare il Presidente del settore tecnico del Comune a porre in essere ogni adempimento inerente e conseguente ai fini della sottoscrizione della Convenzione con ATER di Venezia, di autorizzare sin d'ora il dirigente del settore tecnico ai sensi dell'articolo 107,3 del decreto legislativo 267 del 2000, conferendogli allo scopo tutti i relativi poteri per conto, nome e interesse del Comune di Caore, a sottoscrivere l'atto di convenzione inerente e conseguente al presente provvedimento, con facoltà di sottoscrivere eventuali clausole specificative che si rendessero necessarie in sede di stipula, di mandare copia del presente deliberazione al responsabile del servizio per i successivi provvedimenti. Grazie Vice Sindaco.
compromesso, ci sono interventi? Nessun intervento, mettiamo i voti. Voti favorevoli? Non ci sono né contrari né astenuti. Quindi la delibera viene approvata. Passiamo al punto 14 dell'ordine del giorno, sostegno ai territori veneti colpiti dal maltempo, risoluzione. Con la parola al signor Sindaco. Premesso che a cavallo degli ultimi giorni di ottobre e inizio novembre il Veneto è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo, nonostante sia unanimemente riconosciuto come la Regione Veneto abbia gestito in modo ineccepibile l'emergenza, adottando le misure preventive e gestionali al fine di limitare i danni. In tale gestione oltre alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i volontari e gli enti locali, una parte determinante dell'arma sport e uomini della protezione civile, la perturbazione che ha interessato il Veneto è stata tanto violenta da causare disagi pesantissimi in tutte le province. Senza dubbio, tra le zone maggiormente colpite si annoverano quelle di Treviso, con l'esondazione comunitaria più nucleare di Vicenza, con particolari riferimenti in corso di altopiano di Asiago e di Belluno, dove tanto la pioggia che